Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Una vasta operazione contro la pedopornografia online è stata portata a termine sotto la direzione della Procura della Repubblica di Venezia tramite il Centro Nazionale del Contrasto alla Pedopornografia Online e che ha portato all'arresto di 28 persone in flagranza di reato e alla denuncia per altre 28 in 38 province italiane. 2 individui sono stati arrestati anche nel veneziano. Sono stati chiesti 59 decreti di perquisizione personale e informatica nei confronti di altrettanti utenti residenti in Italia, tutti maschi tra i 16 e i 73 anni, mentre quelli residenti all'estero sono stati segnalati ai rispettivi stati interessati attraverso i canali di cooperazione internazionale di polizia. Gli agenti hanno individuato e sorvegliato 130 chat di una nota piattaforma di messaggistica, tramite le quali gli utenti si scambiavano migliaia di foto e video di abusi su minori, per lo più in tenera età. In relazione alla predetta operazione contro la pedopornografia online, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato: ringrazio la Procura di Venezia, la Polizia Postale e tutta l'organizzazione della legalità veneta e nazionale per aver stroncato una rete criminale che, se verranno accertate le responsabilità, potrà essere definita come un orrore indegno dell'umanità. Una rete vasta e ramificata, secondo le prime informazioni divulgate dagli investigatori, che gli inquirenti e le donne e gli uomini della Polizia Postale hanno smascherato con un grandissimo impegno, sia investigativo che umano. Addolora e inorridisce la situazione complessiva, dice Zaia, ma ancor peggio è sapere che il range di età di arrestati e indagati va dai 16 ai 73 anni. Persone di tutte le età, comprese alcune molto giovani. Mi auguro che a seguito delle prove raccolte e successivamente in sede processuale possano essere erogate pene severe. E cambiamo decisamente argomento, parliamo di cultura. Comune di Venezia, Fondazione Musei Civici e Fondazione Ghirardi riportano alla luce un dipinto che reca la chiara impronta di Andrea Mantegna. La scoperta è stata illustrata questa mattina al Museo Correr, luogo dell'inaspettato ritrovamento. Il dipinto raffigura la Madonna col bambino, San Giovannino e 6 sante, gravemente alterato nel tempo dopo un lungo e complesso restauro, in corso di ultimazione, sarà presto offerto all'analisi e al giudizio degli studiosi che, soprattutto, valuteranno la misura dell'impronta lasciata appunto da Mantegna. L'ideazione di composizione e disegno, come ormai evidente, o anche l'esecuzione pittorica di sua mano. Le risposte, si conta, giungeranno dalla collaborazione delle due fondazioni col concorso della Soprintendenza Archeologia e Belle Arti per il Comune di Venezia e Laguna. Parliamo ancora di cronaca. Il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro e il sindaco di Mira Marco Dori hanno sottoscritto il nuovo PAT, vale a dire il nuovo piano di assetto del territorio del comune di Mira, tappa fondamentale per l'adozione dello strumento urbanistico nell'ambito dell'attività di copianificazione tra enti locali. Un progetto sia in grado di considerare il vasto territorio mirese, caratterizzato da una realtà urbana dove insistono matrici storico-culturali con prospettive di sviluppo turistico che si legano alla dimensione metropolitana di questo territorio, in particolare le connessioni con il sito UNESCO Venezia e la sua laguna e lo sviluppo di un turismo lento, ciclabile lungo il Naviglio Brenta. L'iter prevede ora l'adozione dello strumento in Consiglio Comunale per la successiva pubblicazione, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni da parte degli stakeholders per la futura approvazione che avverrà nel 2024. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.